Io una mezza idea sul prossimo sindaco di Padova ce l'ho già. Mi dica 2 o 3 nomi, dai. No, non faccio nomi, Facciamo ma le primarie noi nei io quotidiani. e Alberto una mezza idea ce l'abbiamo. Conferma che sarà un imprenditore. Il nome per il candidato sindaco di Padova nel 2022 ci sarebbe già. Matteo Salvini lo ha ben in mente, con lui il suo braccio operativo in Veneto, il deputato Alberto Stefani, coordinatore regionale del partito e sindaco di Borgoricco. Un imprenditore appartenente alla società civile, nessuna tessera in tasca, una buona vision, un'idea di futuro. Questo sta già accadendo, spiega il segretario. Guido un centrodestra che allarga i suoi confini, i candidati sindaci delle grandi città che stiamo scegliendo, da Roma a Torino, da Napoli a Milano, sono espressioni civiche e quindi significa un centrodestra che attrae, che allarga, quindi benvengano anche nuove forze, basta che lavorino per unire. Fianco a fianco a Salvini conferma tutto Alberto Stefani, che ha aperto un tavolo per la città allargato a tutto il centrodestra e intanto fa il punto su una forza politica che attrae nella regione nuovi amministratori. Stiamo aggregando, stiamo includendo nuovi sindaci, oggi ne abbiamo presentati 2, nei prossimi mesi ne presenteremo altri 2 che si stanno unendo a questa squadra insieme a tanti assessori, consiglieri comunali. La Lega è sempre più il partito del buon governo e dell'amministrazione locale.